Vi presento un piatto di una volta, a suppa con l'uovo, un piatto molto semplice e veloce da fare. Per fare la suppa che vuole un brodo di carne oppure anche con l'acqua e un poco di olio. Si taglia il pane a fette, sia fresco che vecchio, si può recuperare anche il vecchio e si lo mette sul piatto. Si rompe un uovo per sopra, si butta il brodo bello del buio, una bella springata di formaggio grana, diventa un'opera d'arte solo che guardarlo è buonissimo e anche se è un piatto veloce da fare oltre che poco costoso. Beh, no. E ora aggiungiamo un'altra Ivo. Sì, sono pronto. Che soddisfazione che ti ha fatto queste robe qua, non te che ti perdi tempo, perché spesso queste robe qua so che non si fa, se gli spende qui sei sicuro che non ti trovi più scarsera, però c'è una passione, una soddisfazione. Ma sì, perché bisogna pensare che il territorio nella nostra generazione è stato proprio maltrattato. Siamo Sarebbe una noi bella parola, ma maltrattato. Dico ma maltrattato. che bastasse una volta, perché qua si continua, non si sosta. Sì. Credo che sia necessario trovare una maniera per far riflettere tutti, a partire dai giovani, a partire dagli amministratori, a partire da tutte le figure in qualche modo responsabili, che quello che abbiamo merita di essere salvaguardato, valorizzato, protetto e fatto conoscere. E l'idea mia è che possa diventare addirittura così affascinante questo territorio da creare posti di lavoro, per esempio. Mamma mia, siamo in sintonia, io ho fatto anche la rima. Ah sì, questo qua è il nostro oro. Il servizio tu lo vendi 365 giorni all'anno. La macchina che te la comprate ti accompagna una volta dopo finché dura in base e qui cioè, il servizio si rinnova. Adesso anche quando volete un'altra volta c'è un gruppo qua con la voce, eccetera, un albergo e si comincia a promuoversi un pacchetto dove che uno può spendere 1000 euro su un giorno per vedere tre robe e mangiare un piatto da risi, più anche tutti i cifre, ti organizzi, ti organizzi, questo è il futuro e questo si rinnova sempre, continuamente, però le città parla dell'otto a volte le difficoltà perché non c'è un'organizzazione che permette d'altra parte. Gravasse la parrocchia non può perché tutti quanti perché non lo fa lui? No, no perché non lo fermo. Anche mica avrei diverse idee per renderla questa tecnologia moderna adesso, che uno senza spese gira e vede e conosce, se ti giri per i musei o le cuffiette o c'è tanti modi, insomma, ecco. Sì, porto un esempio della chiesetta di San Massimo, che si trova tra San Martino di Lupari, Loreggia, Loreggiola, Villa del Conte, insomma Borghetto, lì. Questa chiesetta era sconosciuta fino a qualche anno fa, è stata poi restaurata, adesso è diventata veramente un gioiello. Cosa è successo qualche anno fa? È successo che sono arrivati dei ciclisti e si sono presentati, parlando una lingua non italiana, al responsabile di questo sacello, chiedendo informazioni in merito alla possibilità di entrare. Lui gli ha dato tutta una serie di indicazioni, l'anno dopo sono arrivati altri ciclisti. Cosa succede adesso? Cosa succede adesso? Che ogni anno in quel sacello arrivano corriere di turisti austriaci. Questi turisti austriaci hanno bisogno non soltanto di vedere qualcuno che gli illustri il luogo
e quindi abbiano delle informazioni di ordine culturale, storico, artistico, ma hanno bisogno anche di fermarsi, di andare a prendere qualcosa, di andare a mangiare e non soltanto andranno a vedere il sacello, hanno voglia di vedere qualcos'altro. E quindi perché non mettere insieme, diciamo, arte ma anche passeggiata? Allora perché la passeggiata sullo Stiglia è bella? Perché se tu hai qualcuno che ti mette a disposizione le biciclette e fai un percorso non grandissimo ma da un luogo all'altro, ti vai a vedere delle altre cose molto affascinanti, molto belle, dove trovi sempre qualcuno che ti illustra. E quindi se c'è un'organizzazione tutta ben collegata che fa vedere il sacello, ti mette a disposizione le biciclette, ti fai la passeggiata, vai a vederti i fiumi, ti trovi poi la possibilità di andare in un ristorante a prezzi modesti, passi una bella giornata, te ne torni a casa che sei felice e contento, ma se ne è migliorato da me, cioè uno parla mai, addirittura un turismo nuovo, che almeno nuovo per me, qua se io su un raduno nazionale di canoe, ecco. io su in canoa e smontava punto per punto, andai a visitare l'Ode, mi vedo l'orto botanico, si ferma in centro Treviso, a parcheggiare il canoa e si andai a girare per Treviso. Oddio, qualcuno che ha detto, ma dove vengono questi marziani, quindi aveva la camicia e la cravatta, però è gente che va via entusiasta, come ti dicevi, e dopo gliene manda agli altri. Allora queste piccole robe, che sembra tutto un sistema a volte farraginoso, burocratico, che quando uno si mette a fare qualcosa, e che tante delle carte che si a spendere, che quando al primo, anche qua, dei sistemi che ti giovani, che hanno bisogno del lavoro, esatto. Che sia da viale, di volte fa che dia una monata, così, una partita IVA, spezza, ciapa, dove ti si inregole, però non ti paghi tasse, perché se uno va a pagare tasse, pena che parte, dopo quando si invia, tu capi, sì, recupero, insomma, ecco. Va bene, e niente, torniamo ancora a Tognana, perché mi chiede di mettere il libro sotto il giornale qua. Ecco, questo quasi è digitario che Tognana, che diceva Mino, era in ciclo stilato. Dopo centro di spiritualità Chiavacci, le case, spiritualità, insomma, tutta una roba lunga, lo ha ristampato, perché io cercavo, perché all'epoca avevo fatto il bomboniere di Cresima delle Fiore, quindi 20 anni fa, praticamente, che trovo qualche parete incazzato perché lo aveva prestato un settore zio, più che altro, e che aveva perso tutto, però si è riorganizzare e ne ha stampato diversi. Adesso che si o a Respan, se no Mario Carraro, che è un edico qua sulla Nuova Lese, che praticamente quando ha bisogno li distribuisce, insomma, che li vende, insomma. Bene. Siamo arrivati qua, vedo che mi è mietato, però dai, freddi anche le frighe. Posso vedere così? Sì, no, dove si trova questo libro? Allora, questo libro si trova in tante edicole che sono indicate qua. Sulla voce, la voce del Veneto centrale c'è scritto sì. Dove che, ecco, la messa si vede a Regina, se la si mi propone. Ed è una cosa anche abbastanza pratica, non serve il carretto perché devo vedere i libri che vuole il muetto per portarli su. Vediamo un po' di fotografie, che sia anche i pantani qua del Tiveron. Sì. E questa è la chiesetta di San Masso. Ecco. Lui. Maga Luigina. Questa è le Pertiche, guarda che fortunata. Questa è la... Ma è stato che siamo stati col gruppo di torre campanaria a San Giorgio delle Pertiche. A fare i vecchi mestieri a Stanghella, provincia di Padova. Certo. E ora tutti quanti che hanno una teoria sul che va. Però mi guardandola bene, c'è proprio una stanga. Quindi non so che viene da stanga, tutti gli studiosi che dicono no, ma forse gli studiosi non conoscono neanche la stanga delle volte, non lo so. Perché c'è proprio altro che Torre del Piglia, c'è un arco. Veramente va là, forse non hai la carta geografica che se 10 metri, passi e metri, una roba dentro il museo. Vabbè. Bellissimo. Va bene, ora andiamo verso la fine qua. A nonna continua il cassetto che c'è Ira, quanto c'è Ira, come si dice pago il cassetto? Benissimo. E per via di internet, so che ha seguito la settimana qua. Ha scritto chi ha visto la trasmissione, cosa c'è chi dice?
Anche se tutti contenti, ma è una roba così che toglie la mia prima. Ah, ecco, visto, ecco. Beh no. E ora continuiamo ancora perché adesso è a continuare il corso perché anche gli altri che ha fatto un piccolo errore che dobbiamo che stare attento perché invece di scrivere mondine, che è quello che piace, era scritto mondane, si vede tutte femmine nude, che non altro Non è facile. E niente, Tony, vediamo che quel poastro come si arriva. Ecco il poastro, ma prende forma. Bossana. Qua abbiamo ti lasci in trasmissione. Sì. quasi spenato. Da mezzo spegnato. E chiudiamo perché siamo in febbraio con Luigina con due proverbi, uno in particolar modo perché mi riguarda, senti che roba. Prima quello per Faustino. Par Faustino smorza il cammino. Avevo capito, c'è ora di caer che fai anche manco fumo o femo perché vuoi capire. Per San Faustino. Ah, San Faustino. Sì, no, per Faustino. Ma mi pare che lei sa anche martire oltre che sa. E poi ce n'è un altro. La Madonna Candelora dell'inverno siamo fuori, ma se la vien co piova e vento dell'inverno siamo dentro. Bene. E con questo siamo. Grazie a Bisnonna Socia che ha detto avanti col cassetto. E venerato Antonio. Non vedete, non sapevo, ma questo qua fa parte anche del trio, non so se vi segui io, il trio Iligay, che vuol dire Ligay bei stretti e bastonei. legateli, e quando che andiamo via insieme con Angelo Carestiato cantiamo in cambio, facciamo un coro praticamente che ho fatto con quelle luci, vero Tony? Se andai a Pederoba, quelle luci di lampioni presi in discoteca, ciao e scuro, sì o no? Sì. E niente, e c'è un basso, uno dei meglio bassi in Italia, Stonai, che va giù aiuto e tira basso il suo spettacolo. Mino, grazie alla tua testimonianza. Regina, ti dico da assunta, la capito. E io, tutti si funo, cosa vado a dirmi a questo punto? No, io sono contento di essere venuto qua con te e di aver incontrato Reciproco. questa bellissima compagnia, anche perché Qua che non sta guardando, io voglio niente! Madonna, qui veneti quando ti metti a fare una roba, sei seriamente professionale, sei sport. Una volta quando che Paron mandava i tosatei a tirare su Saresi sull'albero e gli diceva di cantare. Anche a Perché Ua. così anche a Anche a Ua se noi la mangiava. Ma però che vi altri, fermo una qua migliore. Ho sentito prima che parlavi del tuo papà che è amorosa con Ah, Costa. mio papà andava da amorosa con la barca perché mia Dove mamma ero? a Sant'Angelo mia mamma e mio papà a San Giuseppe. Ah, uno parte per parte. Sì, era colato, Colato, la barca lato, andava di là qua aperto. E Aperto. attraversava il Silla di Attraversava a Sant'Angelo, sì. perché mi sono da Sant'Angelo. E ora io abitava di area accesa, di area del Silla e praticamente accesa e proprio in direzione dell'aeroporto. Sì. E Somorosa, dicevo, a Marina, a Tessar, che non ha di che abbiamo Zanon, Zanon. del suo nome Zanon. Ecco, come che mi del suo nome sono dorato. Sì. Neanche una rata unica, tu. Capito? Vabbè, e ora sto a Domenegheo per andare a trovare Amorosa, che è come tagliare per spiego il Sil, Sì. venendo verso su, perché se a Marina sta alzando più su. Ne è controcorrente ora. Si controcorrente per la la che carattere a fiatura. e ora passava ti veniva su controcorrente e in quello attraversava anche il pianeta il Sil. E ora arrivava davanti da Dio casa sua, che era il Paese, pieno di buse, pieno di nascenti. E ora arrivava da vicino al Paese, pronto per smontare la barca, e cominciava a sbattere qua sull'acqua. E ora la Marina che sapeva che aveva da arrivare, e cose qua, praticamente che aveva il campanello di avviso. Veniva quasi scondone ora. Sì, dopo mi faceva quello che voleva, perché pensava magari andare a torno su, aiutarlo a fermare la barca. Mica scala tutti e due insieme. Insomma, quello che sì. Non ne parliamo di quegli anni che noi ho visti, però quello di sapere che batteva qua all'acqua. 4, questo è vero. Queste Confermo. robe di indigeni dell'Africa invece Mamma mia. i sistemi Bellissima, vaccina. bellissima. Va bene, grazie a tutti, arrivederci alla prossima. Va bene, Arrivederci. Arrivederci. alla prossima.